sventola il simbolo del Friuli, l'avete visto nella ripresa della nostra Chiara Miscoria, l'aquila del Friuli, e qui siamo in un luogo simbolo di Udine, vedete, porta Manin che se imboccata di fatto accompagna sino al centro storico di Udine. Salve! Ciao! Come sta? Bene, lei? Dove va? Sulle giostre? No, sono turista, grazie. Da dove arriva? Romania. Dalla Romania? Sì. Quindi, e loro chi sono, scusi? Chi? Mia moglie e mia figlia. Sua figlia, che bello, come si chiama? Chi? Lei. No, io. Lei. Vladimir. Vladimir, ma lei su che giostra andrebbe? No, non andremo sulle giostre. No. Ah, voi siete con le giostre? Ci dispiace, passeremo adesso, vediamo. Arrivederci, arrivederci. Allora, e quindi questo è un fuoriprogramma Miscoria, però lo scrigno è bello anche per questo motivo, e quindi dicevo che appunto da lì si arriva dal centro storico di Udine e si va verso Piazza Primo Maggio, che notoriamente nel mese di novembre ospita la festa, anzi anche un momento prima di novembre ospita appunto la fiera di Santa Caterina, e le vedete sono le giostre, sono una trentina che quest'anno di fatto caratterizzano il Giardin Grande, che è da tutto l'anno diventa palcoscenico per eventi di intrattenimento, e Santa Caterina è di fatto un evento che si perde nella notte dei tempi, e il biglietto da visita è la ruota panoramica che è lì da sempre praticamente. Dicevo, una tradizione che si perde nella notte dei tempi, come il mercato di Santa Caterina. Rispetto agli altri anni c'è qualche giostra in meno, e quindi dalla parte della Basilica delle Grazie c'è qualche spazio libero in più. Ad attenderci c'è un certo Paolo Grandi, che è il portavoce degli esercizi dello spettacolo viaggiante, che è proprio quasi sulle strisce pedonali ad attenderci. Non è casuale, avevamo appuntamento con Grandi, con il quale, al quale diamo una buonasera. Buonasera caro. Buonasera anche a lei. Allora, ci diamo del tu o del lei? Ci diamo del tu, che facciamo prima. Ci diamo del tu. Senti, chi è quello che fa le riprese in questo momento? Quel signore lì è il proprietario di uno dei banchi dolciumi di gastronomia che ci sono qui all'interno del parco divertimenti, è una delle famiglie storiche, anche lui, di Santa Caterina. Allora, io ho fatto una breve introduzione dicendo che c'è qualche giostra in meno, ma dobbiamo dire che questa è una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Esattamente. La fiera è antichissima, ma anche il parco divertimenti ci sono tracce già alla fine del 1800, per cui è una tradizione forte per Udine, e Santa Caterina è una fiera molto sentita. Che cosa vuol dire essere titolari di queste robe qua? Tantissimo impegno, qui c'è una famiglia dietro, ci sono tanti sacrifici, noi portiamo in giro queste attrezzature tutto l'anno e c'è tanto impegno, ripeto, è un modo di vita diverso, però molto impegnativo, ma che dà tante soddisfazioni. Allora Paolo, dobbiamo dire che la tua è di fatto una tradizione di famiglia, quella di far parte dello spettacolo viaggiante. Esattamente, lo faceva mio padre, lo faceva mio nonno, partecipavano già alle fiere di Santa Caterina, io ho qualche documento che risale agli inizi del 1900 da parte di mio nonno, io ho continuato questa tradizione portando sempre attrezzature nuove, attrezzature adeguate ai tempi, e io adesso ho una giostra adrenalinica e sono contento di essere qui a Udine e che il pubblico risponda a questo divertimento che piace sempre. Senti, quanti passi hanno fatto queste giostre in termini anche di evoluzione? Beh, l'evoluzione è notevole, oggigiorno sono macchine, le chiamano macchine, sono macchine con tutte le tecnologie all'avanguardia, la sicurezza, sono macchine adrenaliniche, e ci sono anche strutture nuove, le classiche, diciamo, dagli autoscontri alla giostrina per i bimbi, che sono più semplici come funzionamento, come sicurezze, e dopo ci sono le mega attrazioni come abbiamo qui, ne abbiamo due qui particolari, una è il The King, una è il Booster. Sono attrazioni che sono super tecnologiche, sia perché si trasformano tutte in un rimorchio
per poter viaggiare su strada, e nello stesso tempo quando si aprono, quando vengono montate, sono attrazioni veramente particolari. Dopo le andiamo a vedere, adrenaliniche, con un impianto elettrico notevole, con un sistema di sicurezza all'avanguardia. Sono attrezzature che piacciono e divertono soprattutto, e abbiamo un buon riscontro. Dicevo, la tua famiglia di fatto vive in questo mondo da una vita, ma che giostre c'erano una volta? Sicuramente erano meno adrenaliniche. Sicuramente. Beh, le giostre classiche, tutto è partito con giostre meccaniche. Ad esempio c'erano la cavalli, la giostra dondolo, erano a vapore una volta, erano trannate dai cavalli, e dopo c'è stata l'evoluzione. Però diciamo gli evergreen, i classici, gli autoscontri, le giostre per i bambini, e poi alla fine degli anni 70 c'è stata la grande evoluzione, il barcone pirata, il brucomela, tutte queste giostre, il Crazy Bob, tutte queste giostre diciamo di grande movimento, che sono ancora adesso giostre che piacciono, evergreen, sono eterne, dureranno sempre, perché hanno quel movimento che probabilmente alla gente piace. Ecco, per chi non lo sapesse, io dico sempre, noi siamo abituati a vedere di fatto l'ultima pagina del libro, ma com'è la vita dell'imprenditore dello spettacolo viaggiante? Non è una vita facile, perché logicamente noi ci scontriamo tutti i giorni con la burocrazia di ogni città che andiamo a toccare, per cui dobbiamo confrontarci con la situazione, con il momento, con la politica. E poi abbiamo tutte le problematiche dell'azienda, per cui i guasti, le rotture, gli spostamenti, il caro gasolio, un po' tutto, per cui l'unica cosa che ci differenzia è che quando uno ha un'azienda statica a Udine ce l'ha lì in via Pinco Pallino, noi invece ogni mese, ogni 15 giorni ci spostiamo e troviamo delle nuove difficoltà. Fortunatamente nel 90% dei casi i comuni ci accolgono bene, riusciamo a fare una bella fiera, una bella manifestazione, una tradizione che continua, ma non è una cosa facile. Ecco, oltre a questo voi vivete di fatto in carovana. Esatto, le nostre roulotte, chiamate carovane, penso che derivano da quelle del West. Sono caravan, diciamo, sono super confortevoli, sono mini appartamenti, adesso le più lussuose, le più belle sfiorano gli 80 metri quadri, si aprono, si allargano, ricordiamo sempre che devono diventare dei mezzi che dopo vanno su strada, e sono super confortevoli, d'altronde noi ci viviamo con la nostra famiglia, sono case vere e proprie. Paolo, ecco, facciamo un po' un passo indietro. Tu di fatto sei nato e hai visto questi colori. Certamente, sì. Beh, io dico sempre che il nostro mondo è un mondo di luce, di colore e di profumi, perché io quando vengo qui anche a aprire, che accompagno i miei figli, ormai sono grandi, gestiscono loro le attrazioni, sentire il gusto, il sapore delle mandorle appena fatte, il gusto delle frittelle, ti rievoca dei momenti storici, insomma. Io ho sempre vissuto qui e per me è normale tutto ciò, ma vedo che il pubblico, che il cliente guarda molto le luci e li sento parlare quando sentono dei sapori interessanti. Paolo, ecco, quando tu avevi 5-6 anni, quante tappe facevate durante l'anno? Ma noi abbiamo sempre fatto non tantissime tappe, noi facevamo tutti i parchi di divertimento abbastanza lunghi. Esempio, dopo di qui Udine, la tournée continua con Gorizia, che andiamo per Sant'Andrea, che inizia con la prima domenica di dicembre, e poi andiamo a Trieste. A Trieste facciamo il Natale e dura normalmente fino al 6 di gennaio, e sono tutti Luna Park storici. Dopodiché il grande blocco di questi Luna Park, che sono qui in questo momento, si trasferisce, molti vanno a Mantova, e da lì si riparte con la tournée per finire l'estate, che abbiamo le due grandi spiagge in questa zona, che sono Lignano e Bibbione, dove trovi le attrazioni. Voi non vi fermate mai? No, io personalmente non mi fermo mai, ci sono invece attrazionisti che non hanno magari il periodo natalizio e si fermano, diciamo, dopo San Martino, dopo questo periodo di novembre, si rimangono fermi fino a febbraio-marzo. Noi siamo tra i più fortunati che hanno la tournée più vasta e logicamente siamo sempre aperti. Senti, è una vita più di sacrifici o di soddisfazioni? Ma io la darei al 50%, io ci sono nato, per cui per me è tutto normale quello che faccio, non farei un'altra vita, a me piace questa vita qui. Allora Paolo ovviamente rimarrà con noi e vedete che le luci della ruota panoramica ci dicono che sono pronte a farci vedere di che cosa sono capaci queste giostre. C'è l'autoscontro, ci sono le frittelle e ci sono le giostre che Paolo Grandi ha definito adrenaliniche, quindi fra poco ve le faremo vedere dal vivo. Intanto approfitto dell'occasione, visto che si sta avvicinando
il Natale e sta terminando il mese di novembre, un appuntamento con la cultura del comune di Martignacco nella biblioteca civica Elsa Buiese per la manifestazione dei libri. Si raccontano appuntamenti per leggere, ascoltare e riflettere con gli attori di Anatema Teatro. Vi ricordo che il 2 di dicembre dalle 17:30 alle 18:45 ci sarà Racconti dall'orto, quindi di fatto l'evento si svolge a Villa Ermacora nella sala polifunzionale in via Delser 33 a Martignacco. Quindi questo è un evento che avevo piacere di citare. Vi lascio, e questo visto che sapete che questa trasmissione noi diamo spazio alle manifestazioni e agli eventi che si svolgono nel Friuli, chiudiamo questa prima parte del di questo speciale dedicato al Luna Park a un brano che è stato realizzato dagli amici della Sporca Mezza Dozzina durante la maratona, la corsa delle castagne, chiamiamola come vogliamo, di Magnano in Riviera, che una gentile signora, tra l'altro la moglie di un componente della Sporca Mezza Dozzina, ha registrato per noi. Quindi ci lasciamo con la musica. Dalle bimbe, dagli occhi sognanti che cercate più tenero amore, vi schiudete in finestre e balconi e intonate le liete canzoni. È arrivata per voi la fortuna, se ascoltate vi dico cos'è. È una rosa mettetevi in testa, vestite di festa, cantate con me. È arrivato l'ambasciatore con la piuma sul cappello. È arrivato l'ambasciatore a cavallo di un cammello. Mi ha portato una letterina dove è scritto stai così. Se mi piaci ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore. Da un paese lontano, lontano, è arrivato l'ignoto Pascià, è arrivato per prendere quella che sarà la più loca e più bella, la più bella la vuole portare nel castello lassù oltre il mare. Non importa se l'onda sovrana, ma re della luna la vuole portare. È arrivato l'ambasciatore con la piuma sul cappello. È arrivato l'ambasciatore a cavallo di un carapello. Ha portato una damigiana di Calvin Caletta Pro. Se tu bevi sopra, tu mi metti sbarba e tu vas a casa e qua. Si continua con Elser, dai che si va in Romagna.
seconda parte dello scrigno ci ha raggiunto il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che a quanto pare è ricco di aneddoti, perché Fontanini, questa è una giostra a cui lei è particolarmente affezionato. Sì, è la giostra dove andavo da bambino, no? Mi ricordo con la mitragliatrice che si sparava. Poi un altro ricordo forte, che un'attrazione che non c'è più, i pesciolini, si buttava la pallina per centrare il vaso dove c'era il pesciolino rosso e poi si tornava a casa col pesciolino. Sono le cose così della mia infanzia, di quando sono venuto per un bel po' di volte qui alla fiera di Santa Caterina, insomma, al Luna Park. Senta, però dobbiamo dire anche che c'era qualche problema. Sì, c'era qualche problema, perché mi ricordo soprattutto nei primi anni, quando ero veramente piccolo, avevo 5-6 anni, che poi tornavo a casa e mi ammalavo. Era una costante, no? Mia madre era ogni volta terrorizzata, perché sapeva che veniva ai baracconi e poi tornavo a casa con la febbre e lì partiva la malattia. Una volta mi è capitata anche una polmonite, che è stata una cosa impegnativa, ma insomma sono qua e le cose sono andate tutte a finire bene. Senta Fontanini, come arrivava in piazza Primo Maggio? Allora, qualche volta portava mio padre, mi portava con la macchina, qualche volta anche mio zio con la Vespa, mi ricordo seduto davanti, una volta si poteva girare anche in queste metodologie e quindi sono venuto, insomma, con questi mezzi ai baraccons a Udine. Ecco, Fontanini, ma c'era la paghetta, cioè aveva una quota che il papà, come si chiamava suo padre? Altero si chiamava. Altero, ecco. No, non c'era la paghetta, pagavano loro, non c'era più come adesso, quella volta non c'era autonomia, il figlio dipendeva dai genitori, il genitore pagava e tu sceglievi l'attrazione, dicevi voglio andare in quel posto lì e loro ti andavano alla casa, prendevano i biglietti e poi tu salivi nell'attrazione e facevi quello che insomma facevi. Senta, zucchero filato o frittella? No, né zucchero filato né frittella, il torrone, quello sì, proprio quello del signor Bossi che è qua, che ho visto che è ritornato dopo un paio d'anni mi sembra, ed è anche questa una costante e una bellissima tradizione, mangiare il torrone duro, che era in pratica il dolce, secondo me, per me era il dolce tipico dei baraccons. Senta, le fa due domande, così anche sdrammatizziamo perché è un periodo piuttosto difficile, ma il lavoro del sindaco lo paragonerebbe a che giostra? Ah, il sindaco su questa, ma forse questa attrazione qua che ti manda su in altezza, no? Sparato, no? Così un po' adesso. Sono cambiate molte cose, è cambiato anche il lavoro del sindaco e soprattutto la gente che non sempre ha pazienza e ogni tanto insomma sbotta molto. Ecco, e invece la politica? Paragoniamola a una giostra? Ma la giostra forse è tradizionale, cioè la politica è tradizionale, forse la giostra dove si gira con i cavalli, tanto si gira sempre e si torna sempre nella stessa posizione. Buona la risposta. Senta, ma quando veniva alle giostre capitava di incontrare, ci veniva con gli amici? Ah beh, dopo sì. Morosetta? C'è la fase successiva, quando eri adolescente, sì, hai fatto anche queste cose e allora lì c'era il gruppetto, si faceva qualche scherzo anche, quella volta era gli autoscontro il momento più forte, no? Che era un'altra attrazione dove veramente si facevano numeri con le ragazze, insomma si cercava di colpire il più possibile ed erano momenti anche questi belli, bei ricordi. Grandi, come portavoce di categoria dicevi prima che insomma il comune, coi comuni si lavora fianco a fianco. Certamente, abbiamo sempre dei tavoli di colloquio per poter lavorare, insomma noi abbiamo le nostre problematiche e bisogna cercare di risolverle assieme a quelle del comune, dell'amministrazione. Cosa chiede? Ma noi abbiamo solo un sogno. Oltre quest'anno logicamente abbiamo avuto un grosso taglio sperando che vengano reintegrati tutti, a parte questo il nostro sogno è di tornare a fare Santa Caterina assieme ai banchi, assieme logicamente al commercio al minuto, ai vari stand che ci sono per Santa Caterina, insomma. Fontanini, rispetto a questo, un sindaco, e lei lo sappiamo, ascolta sempre. No, ascolto e io sono vicino a coloro che svolgono queste attività e mi rendo conto che hanno sofferto parecchio anche loro per le limitazioni, però purtroppo siamo ancora in un periodo difficile in cui bisogna avere prudenza
prudenza per il numero delle persone che frequentano quest'area, perché purtroppo il coronavirus è ancora presente e non vorrei arrivare a situazioni in cui si blocca tutto come è successo l'anno scorso. Per adesso siamo ripartiti, io sono contento che sono ritornati, anche se in numero ridotto, proprio a causa di questo stato di emergenza che c'è ancora. È difficile accontentare tutti. È un po' difficile, insomma, perché ci sono tante le domande e il luogo è quello che è, perché questa piazza, oltre ad essere un luogo di attrazione e divertimento, è anche un parcheggio importante per il centro della città e quindi bisogna contemperare a queste esigenze. Io ringrazio Fontanini e vi lancio ancora un brano, appunto questa volta andiamo nel Tarvisiano, andiamo con i Doganirs. Allora, siamo sempre a Santa Caterina. Guardate questo gruppo, hanno tutte la mascherina, arrivano dalla zona del Cividalese. Avete già frequentato, siete già saliti su qualche giostra? No, Avete già scelto? forse quella. Ma non ti gira la testa? No. Tu sali assieme a lei? Sì, anch'io. Siete delle abitué del Luna Park? No. 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 Prima volta? No, però oggi non penso salirò. Guardi e basta. Sì. Tu puoi anche sorridere, vedo che non sorridi perché hai la mascherina. Com'è andata a scuola? Bene. Però non mi sorride, non sorride. E vi ringrazio per l'attenzione. Allora, alle spalle della Miscoria è tornato questo signore qua. L'ho chiamato e gli ho detto: senti, vorrei fare un test enogastronomico. Questo è Val di Valdino, pronto per mangiare il... Non siamo in diretta, no? No. Quindi Scrigno? Scrigno, caro. Buonasera. Buonasera. Tutti i telespettatori dello Scrigno. Conosci la Miscoria? Ma sì, come no? Come non si può conoscere la Miscoria? Chiara, dai. Dai, via. Senti, tu ricordi quando ci siamo incontrati qua, eri più o meno vestito così? Sì, ho voluto apposta, ho detto, vengo qua, faccio un giro. Guarda, dalle scarpe che sono sempre le stesse. Oh, con la busa, violet. Ecco, mo le fretta, le gerdiaie, i funghi si asciugano, no? Ecco, diciamo così, no? Poi bella quello e poi... Una bellissima rappresentazione. Da Furlan proprio, no? Prese d'aria. Prese d'aria, esatto. E il cappello è sempre quello, dai. Allora noi adesso, caro, tu prova a guardare, ci guardiamo in giro, sì. E fra poco, tanto tu ci segui e andremo a fare il test dei dolci. Dolci, sì, dolci, ma sicuramente... Di che cosa? Una fritellina? Ma sicuramente, dai, come no, dai, una frittellute, dai. Frittellute. Oh, che avete zucchero però, Che avete tan zucchero. Zucchero. Grandi, allora noi abbiamo incontrato Val di Valdino. Com'è strutturato il Luna Park di Udine? Beh, ci sono attrazioni per tutti, attrazioni per adulti, per bambini, attrazioni per famiglie e soprattutto i banchi gastronomici che fanno la famosa frittella, che adesso andiamo a vedere. Adesso noi andiamo a vedere, ecco, dicevamo, la dislocazione delle giostre, c'è una planimetria ben precisa? Ma diciamo che qui in Piazza Primo Maggio, per come è fatta la Piazza Primo Maggio proprio, le giostre vengono dislocate anche per la sua forma in maniera strategica, ad esempio dove ci sono gli spazi per poter stare, per poter riuscire ad aprirsi totalmente anche con gli alberi e quant'altro, ecco, non hanno proprio una dislocazione particolare, vengono sistemate in maniera tale che riescano a starci, questo è come vengono sistemate. Il lavoro, ecco, un'altra cosa che magari le persone che frequentano questi luoghi, sono domande che non si hanno, e quanto dura l'allestimento?
Diciamo che in 2 giorni la maggior parte delle attrazioni riescono a essere montate e in un giorno smontate. Dopo ci sono attrazioni più veloci e più lente, però diciamo che questo è il tempo normale, medio, ecco, di un'attrazione. Dov'è la patria, l'area dove si producono le giostre? Ma le giostre vengono prodotte in Italia soprattutto nella zona di Bergantino. Bergantino è tra Rovigo e Mantova, lì c'è un fortissimo distretto della giostra. Lì Vicenza, che è la ditta Zamperla, una delle ditte importanti che producono giostre per tutto il mondo, e poi c'è un altro distretto importante nella zona di Modena. I costi sono importanti. Oggigiorno i costi sono importanti, la materia prima costa il ferro, costa l'alluminio, costa il legno, per cui la tecnologia costa, adesso sono alzati enormemente i prezzi. Ecco, allora facciamo ancora un flashback, perché lo scrigno è anche questo. Quante giostre c'erano quando tu eri piccolino e venivi da queste parti? Ma c'erano una 70ina di attrazioni. Una volta mi ricordo mettevamo perfino le abitazioni nostre, i nostri caravan all'interno di Piazza Primo Maggio. Era piena Piazza Primo Maggio, ce n'era dappertutto e logicamente erano tante attrazioni, erano più piccole, riuscivano ad incastrarsi meglio e, come ti ripeto, abbiamo avuto un periodo che ricordo io da bambino fino a che avevo 8-10 anni, per cui fino alla fine degli anni 70 le roulotte erano addirittura dentro. Dopo ci siamo spostati, prima con le roulotte, e poi siamo andati via con tutto il Luna Park, abbiamo fatto un paio d'anni al Partidor e poi siamo andati nella sede dello stadio, insomma. Senti, l'accesso scolastico, di fatto voi cambiavate scuola ogni tot. Esatto. È quello che succede anche ai vostri figli e ai vostri nipoti. Esatto. E chi sceglieva invece certi genitori sceglievano di mandare i figli in un collegio, in un convitto, in maniera tale che potessero frequentare la medesima scuola, altrimenti noi come militari potevamo entrare nella scuola, ci presentavamo, avevamo un libricino dove venivano annotate tutto quello che si faceva durante il periodo e lo portavi nella scuola successiva, i genitori andavano a iscriverti e il maestro, logicamente il professore leggeva e così cercava di portarti al livello della classe attuale, insomma. Come venivate accolti? Ma eravamo quelli dei baracconi, per cui sai, né bene né male, sicuramente non male, però molte volte venivamo messi da una parte perché logicamente, sai, il professore cercava di continuare il ritmo con i propri alunni che l'avevano seguito fino a un determinato punto. Noi potevamo essere indietro, molte volte indietro o molte volte avanti, per cui non eravamo tanto seguiti, questa è la verità. Infatti la maggior parte di quelli che hanno ricevuto hanno potuto seguire la scuola in maniera un po' più impegnativa, hanno dovuto fermarsi, andare in un convitto o quant'altro. Ecco, e anche questa è la vita di chi gestisce lo spettacolo viaggiante. Io ci provo, vado da questo signore. Buonasera. Senta, mi racconta, allora lei è qui per andare sulle giostre e mangiarsi una frittella? Ho accompagnato la ragazza del conservatorio, sono qui per caso. Ecco, qui ricordiamo che proprio su Piazza Primo Maggio si affaccia lo storico liceo classico Stellini, c'è ovviamente anche una struttura militare e c'è anche il conservatorio Tomadini. Ecco, ma senta, ma da piccolo lei alle giostre ci veniva? Non sono di Udine io. Di dov'è? Maniago. E alle giostre veniva a Udine o? No, andavo su quelle di Maniago, ma quando ero piccolo ero altrove, ero in Piemonte, quindi ho girato un po' di qua, un po' di là. Che cosa la affascina di più di questo mondo? Ma quelle robe lì dove io non salgo. Lì probabilmente avrebbe qualche problema. Senza ombra di dubbio. E sua figlia che strumento suona? Pianoforte e flauto traverso. Ho capito. Grazie. Figuri, buona giornata. Arrivederci, arrivederci. Allora, noi continuiamo a raccontarvi il Luna Park, di tanto in tanto vi offriamo qualche aneddoto dei nostri amici dello spettacolo viaggiante. Avete sentito anche il sindaco Fontanini poco fa raccontare quello che è il suo rapporto con le giostre, il suo rapporto di qualche tempo fa, di quando era piccolino. Io direi che forse è arrivato il momento di andare in pausa o forse non ancora, e vediamo questo papà. Io ci provo, lo facciamo in presa diretta. Buonasera.
Buonasera, è a spasso con suo figlio? Sì, sposta. È già salito da qualche parte? Brucomela. Lei l'ha accompagnato? Sì. Aspetta, che ricordi ha del Luna Park di tanti anni fa? Molto belli, molto belli. Si aspettavano tutto l'anno, poi io abitavo qua vicino, si sentiva l'odore delle mandorle, era una festa. E spero che sia ancora adesso così per i bambini. Lei non sale più su nessuna giostra? Ma certo che salgo, ancora mi piacciono. E cosa è che l'attira di più? Nave pirata. Ha già fatto qualche giro? No, quest'anno no. Ci vorrebbe il Tagada, ma non c'è più. E sul Tagadà si cucava. Esatto. Io ho già visto lo sguardo. Andiamo sui Medini allora. Andiamo sui Medini. Lei abitava in che zona? Via Gemona. Quindi lei giustamente diceva il profumo raggiungeva quella. L'area. E lei le prime volte al Luna Park risalgono, quanti anni aveva? Quanti? Quanti anni aveva? Ah, non ricordo, 3 anni, 4 anni. E quanti soldi aveva in tasca? Se le vanno i suoi genitori. 2000 lire. Grazie. Prego, grazie. E vedete, questo è il segno a terra delle foglie che indicano che l'autunno è arrivato e che l'inverno è alle porte. Buonasera, posso chiedervi da dove arrivate? Da Udine. Da Udine. Voi siete marito e moglie? E il bambino. E il bambino che ha gli occhi della mamma. Posso fare una domanda a vostro figlio? Mi autorizza, visto che... Come ti chiami? Davide. Sei già salito su qualche giostrina? Sì. Cosa hai fatto? Su che giostra sei salito? L'autoscontro? Sì. Abbiamo già mangiato qualcosa o aspettiamo la frittella? Ho già mangiato la frittella. Ha già mangiato la frittella. E voi che rapporto avete con queste giostre? Da piccola ci andava? Sì, assolutamente. Di dove siete? Di Tolmezzo, originaria. Quindi lei dice assolutamente qual era la giostra sulla quale non poteva mancare per farsi un giretto? Agli autoscontri. Non tramontano mai. A Tolmezzo c'era Luna Park? Sì, anche adesso c'è. Scusa, in occasione di una festa particolare? Di tutti i santi. Quindi prima sono a Tolmezzo, poi vengono giù a Udine. E tu la giostra, autoscontro anche tu? E anche gli aerei. Anche gli aerei? Quanti giri ti facevano fare i tuoi? 2, 3. 2, 3 e non di più. E vedete che non si discuteva un tempo. Allora io direi, se la nostra Miscoria è d'accordo, noi adesso andiamo in pubblicità e poi siamo arrivati al tanto atteso test della frittella. Quarta parte dello scrigno e siamo arrivati al momento del test della frittella. Alle mie spalle c'è la bancarella della famiglia Cavalieri. Io tornerò fra poco da Paolo Grandi, ma io man mano che incontro le persone provo ad avvicinarmi. Signora, buonasera, come sta? E lui chi è? Mio nipote. Guardate come sta addentata, guardate i segni, l'ha già addentata, cara Miscoria. Buona, eh? Sì, come ti chiami? Simone. E la nonna come si chiama? Carla. Guarda che bel rito, la nonna che porta il nipotino a mangiare la festa. Io purtroppo i miei nonni non li ho più, quindi ti guardo con... Lei è un po' cresciutino, no? Per averlo. Eccola là, quindi di fatto mi sta di fatto dando della persona... Quanti anni ha lei? Avrà della facoltà di non rispondere? Bravissima. Ma senta, ma da piccola, qualche tempo fa, visto che lei è molto più giovane... Ieri l'altro, qua ci veniva? Certo, quando si usciva da scuola o quella volta all'anno che la mamma ti portava, una volta. Una volta. Una volta. E quindi le era concesso salire su 1 o 2 giostre? Gli autoscontri, quando avevo quell'età lì erano gli autoscontri, dove si trovavano tutti i ragazzi che erano qua. Di che zona è lei? Tavagnacco. Quindi la portava in macchina, venivate assieme? No, macchina in autobus, Corriera Piazza Lo Soppo, macchina. Senta, zucchero filato o frittella? Frittella? Quanto costava all'epoca? Non lo so, non ne ho idea. Non ne ho idea, mi ricordo il gelato ma la frittella assolutamente no.
Che giostre c'erano ai tempi? Due, l'autoscontro, l'autopista, la ruota, sempre le montagne russe. Le montagne russe, quelle normali però senza giro della morte, e quelle che ci sono adesso, tolti questi mostri qua, più o meno, cavallini per i bambini, non c'era Brucomela di sicuro, c'era quando suo papà era piccolo, quello sì, ma... Senta, grazie. Prego. Ciao, buon appetito. Allora, andiamo da questa parte, perché dicevo appunto della famiglia Cavaliere che di fatto mette in vetrina tutto questo ben di Dio. Allora io mi sposto da questa parte e vediamo se riesco a... Eccolo qui, saliamo così, cara Miscoria, andiamo da questa parte. Vedete, questo è Giardin Grande, lo vedete alle mie spalle, e là in fondo c'è appunto il liceo Stellini. E saliamo, qui siamo sul retrobanco, vediamo se la Chiara, vieni, ciao, buonasera, vedete che tutto è perfettamente coperto e appunto qua si richiama ancora i colori che vediamo sulle giostre e i colori che ci sono al banco. Paolo, se vogliamo fare un'introduzione alla famiglia Cavaliere. Beh, la famiglia Cavaliere è 4 generazioni che partecipa. Suami, la cuoca, e la 4ª generazione che viene qui a Santa Caterina, che partecipa con queste strutture. Logicamente non era questa all'epoca, però si sono evoluti anche loro. Queste sono tutte strutture sempre che si trasformano e diventano un semirimorchio, possono andare in strada, e sono tutte attrazioni nuove e come vedete ci sono tutti i comfort e tutto quello che serve per produrre e per vendere. La produzione delle frittelle logicamente viene fatta qui, ci sono i vari ingredienti, ma adesso gli chiediamo a Suami perché non sono io ho le giostre. Ecco, Suami aveva una voglia matta di farsi intervistare. Mi ha detto fammi almeno 40 domande, chiaramente io cercherò di parlare meno che posso, so che non voglio imbarazzarti. Mi puoi spiegare come sono fatte le vostre frittelle? Le frittelle sono fatte con la farina, l'acqua, il lievito, la margarina, il zucchero, il sale e degli aromi naturali. Senti, la ricetta di chi è? Della nonna, della mamma? La ricetta è della nonna, assolutamente quella originale sua, insomma. Si chiama la nonna? Flavia. Che ha protetto la quasi secretata. Sì, assolutamente, l'attività l'hanno rilevata i miei genitori e la ricetta è rimasta la stessa. Senti, ma le frittelle sono tutte uguali o secondo te che cos'è che fa la differenza? La differenza sicuramente sono gli aromi che cambiano da ricetta a ricetta, da famiglia a famiglia, che ognuno usa gli aromi insomma che preferisce. Allora, vedete che quasi come un cane da tartufo, Valdino è qui. Valdino, che cosa desideri? La signorina, il nome scusa? Suami. Dimmi caro. Non più la frittella, ma desidero questa con la Nutella. Cos'è, scusa? Questo è un wafer che sono originari dal Belgio e li facciamo insomma al momento, lo scaldiamo con la Nutella. Una bella spalmata di Nutella. Suami, allora per intrattenere il nostro pubblico da casa e per chi è alto di glicemia come il sottoscritto, qualche piccola deroga si può fare, spiegami come la prepari. Questi noi li abbiamo precotti, li scaldiamo e poi li facciamo con Nutella, pistacchio, cioccolato bianco e sopra ci possiamo mettere qualche granella o il cocco, insomma li facciamo. Allora possiamo procedere così il nostro Valdino, visto che avrà avuto sicuramente della debolezza e quindi dobbiamo cercare di supportarlo, quindi vedete che questo è un prodotto, lo diceva Suami, tipicamente belga. Di fatto l'ha già depositato in questo cosa potrebbe essere? Non è una tostiera, assomiglia ma... Sì, è fatta apposta per lo scaldare il wafer. Senti, mentre attendiamo che si prepari, mi puoi spiegare com'è la vostra vita? Siete sempre in giro? Sì, noi siamo in giro, giriamo le varie città, siamo abituati fin da quando siamo bambini, quindi per noi è abitudine, non ci pesa assolutamente. Quanti chilometri fate in un anno? Tanti. Noi siamo di Padova e giriamo principalmente il Veneto e il Friuli, però ci sono alcuni colleghi che passano per più regioni, anche dalla Romagna, Friuli, insomma.
È difficile avere una vita però, voglio dire, se tu hai delle amici, delle amiche, il fidanzato... Fortunatamente, essendo abituati da quando siamo piccoli, non ci pesa più di tanto. Però io ho anche studiato, quindi sono stata per un bel periodo sedentaria a Padova e appunto siamo abituati, quindi non ci pesa, anzi ce la facciamo. Vediamo se è pronto, direi di sì. Valdino è già che si lecca i baffi. Ecco, adesso lei, poi una bella spalmata di Nutella. No, aspetta Valdino che non ti sento, dimmi. Assolutamente non volevo disprezzare, però insomma questo qua è un prodotto da assaggiare e assaporare. Ha un po' di zucchero perché non ce n'è abbastanza nella Nutella. Ecco, guarda, eccola. E come si chiama, torniamo a dire? Wafer. Ecco, quindi questo è tutto per te Valdino. Quindi, grazie. Quindi adesso questo è il momento più solenne, quindi Valdino lo addenta, cara, non sa da dove iniziare. Una bella morsicata che non fa a nessuno. Paura, vai, vai. Dimmi Valdino. Zuccheri, sapori, gioia e dolore, via. Votiamola così. Non è detto che Valdino poi possa testare anche uno zucchero filato, perché tu lo vedi, è longilineo e secondo me la glicemia adesso andrà a 6500, però lo facciamo perché gli vogliamo bene, l'abbiamo invitato, era venuto con noi già qualche tempo fa. Grazie Suami, grazie. Allora, Cavaliere, no, di cognome, mi puoi spiegare un po' la storia della tua famiglia? La mia famiglia io sono la terza generazione, mia figlia, come avete parlato, è la quarta generazione. C'era mio nonno, da mio nonno è passato mio papà e mia mamma, poi ho rilevato io il chiosco dei miei genitori, loro sono in pensione adesso e niente, speriamo che in futuro mie figlie, a come sembra, piace questo lavoro qua e speriamo mantengano la tradizione. Noi venivamo ancora qui a Santa Caterina, io ero bambino, parliamo di 35 anni fa. E com'era? Raccontamela, prova a farci una fotografia. Ah, bellissimo, bello era perché qui era tutti i giorni una festa, c'era sempre gente, come ha dimostrato sabato e domenica che c'è stato un gran successo. Sembrava di ritornare gli anni di Santa Caterina, che la gente aveva voglia di mangiare la frittella, di andare nella giostra, di portare il bambino nelle varie giostrine per i bambini. I ragazzi, i giovani, abbiamo avuto anche un riscontro di tanta gioventù che è uscita, perché gli anni scorsi era un po' più magra, diciamo, la situazione lavorativa. Quest'anno sembra che sta andando bene, speriamo che continui bene, che il tempo ci aiuti e che la gente esca come sta facendo ancora adesso. Senti, Suami, cioè tua figlia, ci ha detto io ho studiato, di fatto sono stata a Padova per un po' di tempo. Le ricette, certo, che sono della nonna. Della nonna, diciamo anche della bisnonna, perché... Come si chiamano? O si chiamavano? Beh, mio nonno si chiama Giuseppe e mia nonna Amabile. Poi dopo i miei genitori si chiamano Eugenio e Flavia, che loro hanno, diciamo, trasmesso a noi, perché i nonni hanno trasmesso ai miei genitori, ma sono stati i miei genitori a trasmetterci a noi tutte le ricette, tutti gli ingredienti e tutto quello che può essere per dare dei prodotti competitivi e buoni, diciamo. Ecco, senti, che lavoro c'è dietro? Noi vediamo delle mandorle, la materia prima? Il lavoro delle mandorle è di produzione nostra e noi ci arriva, diciamo, la mandorla cruda e poi dopo la preparazione, il caramellamento, tutto quanto è da parte nostra con i macchinari, come le frittelle, prendi la farina e poi dopo c'è l'impastatrice, i vari dosaggi, le varie lievitazioni che può completare, diciamo, la frittella pronta per la frittura. Senti, di fatto la vostra, lo diciamo, terza generazione, quanti chilometri fate all'anno? Ma noi ci spostiamo Veneto, Friuli e Lombardia. Poi dopo facciamo dei tragitti che potrebbero essere di 50 km, come dei tragitti che potrebbero essere di 350 km. E coi mezzi ci spostiamo con le nostre abitazioni e con i nostri camion nelle città che abbiamo ogni anno una tappa prestabilita. Senti, dicevo a tua figlia, difficile
intessere relazioni, visto che siete in continuo movimento? Ma ormai siamo abituati noi, è il nostro lavoro, anzi quando siamo fermi un mese con la nostra attività stiamo già aspettando il mese dopo e comincia a essere anche difficile perché ormai è un'abitudine di ogni anno andare in quella città e continuare la tradizione dell'evento. Allora, grazie Cavaliere, noi salutiamo anche l'altra tua figlia. La figlia più piccola. La salutiamo, che si chiama? Maya. Così magari così la nostra Chiara la riprende. Grazie e un saluto a Maya che ci saluta. Questa è la famiglia, cioè manca ancora qualcuno però. Mia moglie che dovrebbe arrivare adesso, probabilmente. Come si chiama? Così evitiamo. Glenda. Salutiamo Glenda che arriverà tra pochi istanti, la salutiamo e quindi da questo posto noi ci fermiamo perché è il momento di andare in pubblicità. Valdino ha già dilaniato il dolcino, quindi io credo che per arrivare al picco glicemico di Valdino ci vuole anche... Magari a trovare a Gorizia anche, perché noi poi andiamo a Gorizia. E allora, visto che non ha assaggiato la frittella, Valdino viene a Gorizia, noi siamo in via Oberdan, vicino Piazza Vittoria, e viene magari a mangiare la frittella, così ci dice com'è il prodotto. Adesso si sta scofanando l'acqua perché col picco glicemico in alto lo abbattiamo con mezzo litro di acqua. Quindi Valdino, buon appetito, non lo vedete, lo vedo particolarmente appagato, magari adesso gli scaraventiamo anche del zucchero filato al Valdino, a tra poco. Okay. Quinta parte dello scrigno, sono con Marvin Casagrande e diciamo il futuro di questo parco divertimenti fa parte della nuova guardia. Allora Marvin, mi puoi spiegare questo bambino che cosa sta facendo? Questo sta facendo un percorso avventura come nei parchi in montagna, perciò deve mantenersi in sicurezza, utilizzare il percorso esatto, così fa anche una parte didattica e i bambini qua imparano a mantenersi in sicurezza nel percorso avventura ed è una prova di coraggio per i bimbi, per i futuri scalatori. Beh, lo vedo abbastanza lanciato. Beh sì, no, ma i ragazzi qua sono bravi, ormai i bambini o i ragazzi rispetto ad una volta sono molto preparati, cioè fino a qualche anno fa ragazzini magari di 5-6 anni non si avvicinavano, mentre ora sta cambiando, insomma. Marvin, allora noi siamo in piazza Primo Maggio, siamo in mezzo al verde anche se ormai le foglie sono cadute, questo è un percorso? Un percorso avventura, percorso vita sospeso e così imparano a mantenersi in sicurezza nei vari giochi, esatto. Costruito quando? Questa è un'attrazione del 2012, perciò è già da un 7-8 anni che partecipo qui a Santa Caterina e anche in primavera per il parco di primavera. E dopo Santa Caterina dove vai? Speriamo di andare a Gorizia per la fiera di Sant'Andrea di dicembre e di continuare con il lavoro. Marvin, la vostra è una tradizione di famiglia? Beh certo, è la terza/quarta generazione di spettacoli viaggianti, di esercenti, perciò sì. Prima di questo cosa avevate? Noi in famiglia abbiamo una pista dei go-kart, esatto, similare a questa, esatto, sì. E altre attrazioni come può essere l'ottovolante o giostra dei bambini, che più ne metta, insomma. Avendo varie generazioni poi ci siamo diramati, c'è chi ha la giostra per bambini, chi ha l'attrazione per adulti, però insomma è una cosa che si tramanda di famiglia in famiglia. Senti, di fatto lo ricordavamo prima dove c'era il banco dei dolci, voi girate in continuazione, state sempre in famiglia? Cerchiamo sempre di rimanere anche per un fatto di aiuto, essendo una ditta familiare ci aiutiamo in famiglia e si cerca di mantenere, poi ovviamente il lavoro ti sposta, io adesso i miei sono a Verona e sono montati a Bardolino sul lago di Garda con una giostra a cavalli, noi siamo qui a fare Santa Caterina, poi ovviamente quando si può ci si aiuta in famiglia ovviamente. Senti, ma permettimi, si avvicina il Natale, e il Natale in famiglia come lo fate voi? Il Natale, lavoro permettendo, se si può si passa in famiglia come ovviamente tutte le famiglie, e se no altrimenti se c'è da lavorare si lavora in base alla fortuna che si ha, ecco dai. E questo bambino chi è? Questo è un mio cliente assiduo e mi aspetta per essere preparato, è per questo. Quindi i bambini qui vengono di fatto imbragati? Esatto, preparati, gli spieghiamo l'utilizzo dei moschettoni,
ovviamente poi li preparo e li sbrago, tipo adesso c'è quel bimbo che deve essere liberato e niente, li prepariamo all'avventura. Grazie Marvin. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te. Quindi vedete che si evolvono e come le giostre, le attrazioni per i piccoli e meno piccoli. Dicevo prima che l'offerta, vedete che in questo momento Marvin sta provvedendo a disimbragare il piccolo che vado da questo signore, salve, ha portato quel bambino. È mio nipote. Lei è un appassionato di montagna? Esatto. E questo è un modo per avvicinarli. Certo, viva la montagna. Lei di dov'è originario? Forni di sopra. Ma abita a Forni o abita? No, abito qua a Trecesimo. Ma lei da piccolo andava sulle giostre? Certamente. Mancano le bancarelle in piazza Primo Maggio. Devono tornare in piazza Primo Maggio con le giostre. Quindi come lei... una volta. Quindi c'è questa abbinata, deve esserci e basta. Secondo me sì. Senta, mi racconti il suo primo giro in giostra, dove l'ha fatto? In giostra, sul Tagada. Anche lei, eh? Eh sì. Anzi, sul quello che gira, che si prende la coda, quello è il primo. C'era il premio, no? Sì. Il giro. Stia bene? Altrettanto. Bene, grazie a lei. Dica. Quando? Ogni martedì alle 21. Grazie. Allora andiamo da questa parte, vediamo se riusciamo. Adesso andiamo, volevo mostrare appunto anche questa senti Valdi, senti, e le giostre da piccolo? Le giostre, allora siccome che il programma è in diretta e la voce gira sebbene registrato, guarda qua, ti do l'onore di leggere un messaggio. Sali sulle giostre. Sali sulle giostre. No. Tu sei... Allora, non comando io, però insomma un giretto sulle giostre. Sì. Cioè vuoi salire sulla barra? Sì, magari con Chiara. No. Chiara veramente alla telecamera non vorrei mai rischiare. Danneggiare, non si può danneggiare la telecamera. Però Chiara potrebbe salire da una parte, lui dall'altra e lo filma in diretta. È bellissimo. Essere... Allora noi adesso ci fermiamo e ci organizziamo. Bene. Eccola qua. Allora, il commento a caldo. Bellissimo, bellissimo. Poi con lui è stato bellissimo fare le... Con lui che è Valdino? Sì, con Valdino, è stato bellissimo. Non abbiamo avuto sommovimenti? Io sì, lui no. Lui che ha mangiato no. Nonostante la frittellina? Sì, è stato bravo, è stato bravo. Grazie, ti è piaciuta l'esperienza? Bellissimo, da rifare. Meraviglioso, vedi? Paroni che intervista l'operatrice di ripresa Miscoria, grazie Miscoria. Grazie a voi, ciao. Allora, caro Valdino, approfitto dell'occasione, andiamo da questa parte, perché andiamo da questo signore che è una delle colonne portanti del Luna Park. Lei si chiama? Torricelli Giovanni. Giovanni, allora, mi può spiegare lei quant'è che frequenta? Allora, è semplicissimo, io frequento, fra una settimana faccio 71 anni e sono nato proprio là. A quel tempo eravamo nei camper, ma quei camper che non è quelli che vai a comprare adesso. Si prendeva una corriera, quelle col musone, e si facevano i sedili e si faceva il camper dentro lì. Perciò 71 anni fa, meno 7 giorni, al 17 novembre sono nato là in fianco. Lei è nato lì? Proprio lì. Penso che sono l'unico nato in piazza Primo Maggio da sempre.
Perché veniva qua i miei nonni, veniva mio padre, io e adesso viene mia figlia e anche la nipotina, cioè 5 generazioni. Senta, ma mi può raccontare com'era il Luna Park? Allora, il Luna Park era così. Tanto passavano le macchine al centro di questa strada perché c'era un autoscontro lì davanti il Concordia, sì. Poi tutta la fila di tiri a segni appoggiati al monte e in fondo c'erano già 2 altre baracche di torrone e roba così. E poi dentro c'era tutto il Luna Park. Qui nel verde avevamo tutte le nostre roulotte, qua c'era anche la mia che sono nato lì. Ecco, poi c'era la zona Faccioli che aveva le piste a 8, aveva anche il Genova, aveva l'ottovolante, parcheggiavano sopra quella montagnola là. Poi là c'erano tutte le baracche d'entrata. Cosa sono le baracche d'entrata? Le baracche d'entrata sono che la donna cannone, gli uomini volanti, le cascate nel Niagara, tutte queste cose qua che allora non c'erano queste. C'era la calcinculo, anzi addirittura un anno la calcinculo o la giostra a catene ha montato sopra la montagnola qua. Sopra la montagnola lì ha montato la calcinculo e così via tutti, poi ci hanno spostati a destra e a manca. Noi stavamo bene anche allo stadio, sempre un mio parere, non posso parlare per tutti. Stavamo bene, là avevamo le nostre roulotte dietro, anche perché adesso qui cosa succede? Abbiamo anche noi dei bisogni. Allora qua il bar non c'è, servizi pochi, là invece avevi la tua roulotte, andavi lì e mangiavi, facevi tutte le tue cose. Ma si stava meglio quando si stava peggio? Ma dopo cosa vuoi? È subentrato, non è che si stava meglio quando si stava peggio, si sta sempre bene nei momenti giusti, perché non si può dire che stavamo meglio là o peggio di qua. A quel tempo qui andava bene anche perché cosa c'era? C'era una situazione cittadina che era il fulcro di Udine, perché c'era il centro studi, tutto qua, che adesso è stato decentrato. C'era la Spaccamela, 10.000 militari passavano dentro, adesso non ci sono più. E poi c'è il traffico, le dico che le macchine passavano tra i tiri a segni e le giostre qua dentro, in questa striscia qui adesso, passavano le macchine, che ce n'erano pochissime, parlo del 62, 64 che poi sono state spostate e passavano dietro. Allora c'erano poche macchine, dopo adesso con i parcheggi e tutto, poi la gente, non c'erano neanche i grandi magazzini, i supermercati che li ha messi tutti all'esterno ormai, non esisteva quella cosa. Allora sì, tutta la Carnia, i giorni della fiera, che eravamo conglobati tutti quanti, Luna Park e bancarelle. Senta, le chiedo, ma voi avete un ruolo, di fatto avete donato solo sorrisi nella vostra vita? È vero, è vero. Noi doniamo felicità a tutti, anzi posso dire che anche in questa città quest'anno, sabato e domenica scorsa, c'è stata un'affluenza inimmaginabile, perché questa gente che è stata chiusa per 2 anni in casa loro e anche noi, che non avevamo neanche i soldini per vivacchiare, hanno avuto proprio la spinta di muoversi. Senta, noi ci siamo visti, se lo ricorda, che c'era la protesta con i camion, eravamo nella zona di... l'atmosfera un po' più calma adesso. Sì, adesso lavoriamo, anche noi abbiamo bisogno che stiamo anche bene, perché nel nostro lavoro, quando noi stiamo fermi tanti giorni in una piazza, ci sentiamo a disagio, perché come voi dice, ma come fate ad andare sempre in giro? E io gli dico, prendo un lavoratore qualsiasi, lavori in un ufficio, come fai a stare 30 anni dentro 4 mura sempre lì? Però loro si chiedono, te come fai a viaggiare sempre? Ognuno ha le sue abitudini, perché l'essere umano cosa dice? Si evolve e si adatta alla situazione, ha capito? Per esempio dopo sempre mi dicevano sempre, ma come fate ad andare a scuola? Cosa imparate? Tutta la gente pensa che noi non impariamo niente e invece lì si sbagliano, perché io imparo quello di Udine, ma dopo vado a Gorizia e prima ero a Treviso e prima ero a Vicenza, cioè imparo di tutto,
Invece qua impara uno e noi impariamo 10. Non so. È stato molto chiaro, io la ringrazio. Adesso se volete, guarda, questo è il mio chiosco, posso offrire qualcosa da bere. Ci beviamo un caffè. Benissimo, venite pure qua dietro. Allora, cara Biscoria, noi ci beviamo un caffè, io, te e Valdino. Ed eccoci, abbiamo ancora qualche minuto che ci separa dalla sigla di chiusura di questa trasmissione dello Scrigno che abbiamo piacevolmente voluto dedicare ai nostri amici dello spettacolo viaggiante. Paolo, questa è una giostra che praticamente è un simbolo. Un classico per la famiglia. Questa nasce alla fine del 1970 come attrazione, il famoso Brucomela. È stata un'attrazione riuscitissima perché ha riscosso sempre tanto favore del pubblico. È una bella attrazione, sale il bambino con il genitore, c'ha le carrozze che appunto sono predisposte a far salire anche l'adulto, forse questa è stata la sua chiave di grande funzionamento, e ha questo attimo di brivido nella discesa che adesso il Bruco fra qualche istante sta per effettuare. E quello penso che sia l'insieme delle situazioni che hanno fatto di questa una grandissima attrazione per la famiglia. Penso che sia la numero 1 a livello dei bambini. Eccola qui, questa è la discesa, questo è il momento più interessante. Sì, che se la vediamo sembra una montagna russa in miniatura, una montagna russa in miniatura. Ne hanno fatte diverse che non hanno riscontrato però questo successo. Il Brucomele è stato veramente, forse per la sua forma, per il nome, per tantissimi fattori, è stato l'attrazione numero 1 a livello familiare. Allora io provo, Chiara, vediamo, vado da questa signora che con questi... Signora, salve, scusi se la disturbo, era al telefono, ma io... Deve salire con i cani sul Brucomela? No, era mio marito con la nipotina. Lei non sale sul Brucomela? No. Senta, mi racconti lei di Udine? È originaria di Udine? Sì. Mi può ricordare? Mi ricorda solo un attimo com'era Luna Park qualche tempo fa? Un po' più ricco, era un po' più ricco. Credo che ce n'erano di più, c'erano più giochi. Di più, sì. Senta, ma lei mangiava la frittella o lo zucchero filato? Nessuno dei due, le noccioline. Le noccioline. Ah, le noccioline. Come si chiamano le creature? Shot. Come? Shot. Shot, Biscoria. E Pimpa. E la Pimpa, che è quella un po' più piccolina. Siete la più tremenda lei forse? Questa è la padrona di casa. Si vede che è dominante, la Pimpa. È un po' impaurita, ma noi adesso ci spostiamo e andiamo un attimo a trovare questa signorina. Signora o signorina, scusi? Signorina. Mi può spiegare che tipo di attrazione è? Sì, è un tiro a segno e bisogna sparare con le pistole o con i fucili. Senta, lei, noi abbiamo Valdino, che è il nostro amico. Lei mi autorizza, posso fare così, facciamo una ripresa mentre Valdino spara, anche perché Valdino ha un passato da questurino, dobbiamo dirlo. Valdino, vediamo quante ne butti giù, Valdino. Cerco di ricordarmi ancora qualcosa, ecco dai. Ecco, vedete che igienizzate le mani, così rispettiamo tutte le regole. Anche questa è un'attrazione storica, Paolo. Anche questa fa parte dell'evoluzione dei classici fucili. Adesso si sparano con queste pistole che sono delle pistole soft air modificate apposta per noi, dove viene trasmessa l'aria compressa da un compressore, non caricata diciamo con le classiche bombole. Si sparano dei pallini in plastica verso questi obiettivi che sono le lattine di Coca-Cola, molto in voga in questo momento. Ecco, in questo momento Valdino ne ha prese 3 su 5, direi che siamo a 4 su 6 in questo momento. Evidentemente si vede che ha un passato da poliziotto il nostro Valdino. A questo punto siamo in serie positiva continua, quindi effettivamente Valdino c'è e sta facendo un figurone. Un figurone, bravissimo. Scusa, e qualche tempo fa si sparava ai gessetti. Le attrazioniste facevano con il gesso dei piccoli cerchietti che venivano appesi, si sparava ai gessi, si sparava alle lampadine bruciate, le lampadine vecchie le andavano a raccattare, poi le mettevano lì e praticamente si sparava. Quella volta si sparava con i fucini con il piombino di piombo però.
E mentre adesso l'evoluzione ha portato che ci sono queste pistole appunto con questi pallini di plastica che sono anche più sicuri. Questa signora è? Questa è Naomi, anche mia nipote. Naomi, allora vedete che con Paolo stiamo facendo un po' il giro del Luna Park, lo zio ci ha portato e ha fatto bene anche a portarci da chi rappresenta un po' il futuro di questo mondo. Sì. Noi abbiamo questo lavoro e La vostra anche è una tradizione in famiglia? sì, da tanti anni anche i miei nonni avevano questo lavoro qua, giravano tutta l'Italia e niente. E in generazione portiamo avanti questa tradizione. Senti, sempre questo tipo di attrazione? Noi sì. Siete originari di? E Riccione. Ah, Riccione? Sì, il papà. Mia moglie e sua madre sono sorelle, per cui da parte di... e fanno parte di una famiglia storica dello spettacolo viaggiante che è la famiglia Zamperla. Ecco, infatti, eccola, grazie perché la tua signora l'ho conosciuta a Lignano e proprio mi faceva riferire. Zamperla è un cognome che è tutto dire. Esatto, è un cognome storico e tra l'altro molto riconosciuto perché uno zio di mia moglie è il proprietario della famosa Zamperla di Vicenza, che fa giostre per tutto il mondo. È la ditta numero 1 in Italia per produzione, nel mondo anche, per produzione di giostre e spettacoli viaggianti. Ecco, senti, ma salutiamo tua moglie che si chiama? Beatrice. La Beatrice, salutiamo Beatrice. Ma voglio dire, la signora Grandi, di fatto, cucina come se foste in una casa... Ma per Bacco, un giorno ti faccio vedere, ti porto e ti faccio fare un filmato della nostra roulotte. E beh, cucina tutto. In questo momento mi faccio cucinare i tipici piatti friulani, brovade e musette. Sei contento? Sei contento? Vedi che me l'ha appoggiata. Aspetta che vado a questa coppia, aspetta 2 secondi, mi scoria. Ragazzi, buonasera. Scusate se vi interrompo. Cosa stava guardando? Lo Stitch rosa. Quello lì. Lei è attratta da... come si chiama? Il giocattolo, Stitch. Mi scoria, Stitch. Tu pensi di comprarglielo per Natale o Santa? No, spero su questo desiderio. Non è neanche lo Stitch originale quello. Siete della zona? Quant'è che state assieme? 1 anno e mezzo. Questo quindi è il vostro, perché l'anno scorso probabilmente non siete venuti perché eravamo in piena... Questa è la prima Santa Caterina da morosa, da fidanzata. Emozionante o no? Molto emozionante, molto. Secondo te è sincero quest'uomo? Non tantissimo. Non tantissimo, ma sembrava anche a me, quindi la frittella te l'ha offerta lui o te la sei pagata da sola? No, ha pagato anche la sua. Ecco, vedete? Ha pagato. Sono cambiati i tempi, mi scoria. Le donne ormai sono una spanna sopra. Cosa fate nella vita? Io studio e anche lui. Cosa studi? Assistenza sanitaria. Proprio ne abbiamo bisogno in questo momento, e invece tu? Scienze per l'ambiente e la natura. Anche di questo abbiamo assolutamente bisogno. Quindi per stasera abbiamo cenato o ceniamo anche? No, cenato. Mi sembra, guarda, ormai non vi conosco, ma mi sembrava... Lei non cena, vero adesso? Lei ha già mangiato la frittella. No, cena anche, cena. Bravo, imponiti. Tu, e la frittella l'hai già mangiata tu? Io sì, ho già finito. Grazie, scusate l'incursione. Grazie di cuore. Allora, io vado ancora dal nostro Paolo Grandi. Vedete che a Luna Park si viene in bicicletta, si viene a piedi. Questi sono i ragazzini. Già stati sulle giostre? Già stati. Dove siete andati? Aspetta che non sento, dimmi. Sono stato sul The King Loop, che è quella giostra blu laggiù che fa il giro della morte. Giro della morte, sì. Tu? Anche io il The King. Ma avete anche mangiato o solo... No, perché non ci sta a mangiare facendo queste giostre qua. Perché sennò rovesciamo tutto quello che... Allora, vediamo se i ragazzi... guardate lo scatto, sembra Ben Johnson, quindi... Evidentemente avevamo salutato Naomi, la salutiamo. Ciao Naomi. Mi raccomando. Lo zio che di fatto si raccomanda alla... Salve signora, come sta? Per chi erano i 20 euro? Lo zio. Dove sta mandando? Sua figlia, suo nipote? Mio figlio. Come si chiama? Ryan. Senta, ma quanto ha speso adesso, fino adesso? 10 euro. Poca roba, insomma, anche perché ci mancava un po' di divertimento. Esatto, sì. Ma lei da piccola su che giostra andava? Sul Brucomela. Eccola qua.
E la frittella l'ha già mangiata oggi? Ma probabilmente... No. La mangia? Dieta, no. Dieta, signora. Stia bene. Grazie. Arrivederci. Allora, vediamo. Salve signora, scusi, arrivo da dietro l'albero. Dove porta sta piccola? Adesso ci pensiamo, siamo appena arrivati. Senta, ma vista la sua esperienza, visto che è stata piccola prima di lei, dove non mancava un giretto quando era più... Brucomela. Anche Assolutamente il brucomela e gli elastici, no gli elastici, i tappeti elastici. Quindi lei Sempre per me. dopo aver mangiato o prima? Infatti prima facciamo le giostre e poi mangiamo. Perché so come si chiama la piccola? Alissa. Posso intervistare? Mi autorizza? Sì. Ciao Alissa. Senti, su che giostra sali? Bruco! Il bruco mela. Ha detto bruco. E solo il bruco, scusa. E poi dove vai? Bruco verde! Sul bruco verde. Che è sempre quello. Ma senti, la frittella l'abbiamo già mangiata o no? La frittella non ancora! Guardate che dinamiche che so. Quanti Zucchero filato. Zucchero filato. Quanti anni hai, scusa? 6! Quindi vai a scuola? A scuola di elementari! Quindi la prima elementare. Lo zaino l'abbiamo già messo giù. Stai facendo un video! Sta facendo un video, tesoro, sì. Fai ciao alla Miscoria. Ciao signora! Miscoria. Ciao Miscoria! E anche, guarda, lui è lo zio. Guarda. Sta guardando la barca? Sì, perché vuole fare anche quella. No, sei piccola ancora. No, perché è troppo... È troppo grande, ma ti porto io. Ti porta la mammina. Boh, va bene, non la facciamo. Non la facciamo perché è impaurita. Perfetto. Andiamo da questo gruppo perché penso che siamo in chiusura, cara signora. Come sta? Benissimo. Ma chi sono queste creature? E questa Aspetta che mi sposto che così le inquadra la Miscoria. Questa è Martina, questa è Maya e questa è Agata. Cioè tutte figlie sue. No, queste è 2. Ma guarda la mamma come ha detto, questa è mia. Ma poi andiamo in TV? Certo, sei andata in TV. Allora va bene. Mi autorizzi, se mi autorizza la mamma, quindi... Sì. Lei, scusi, sulle giostre è già andata? No, io non porto loro. Dove pensate di andare? Ah, non so. Sono andata lì dallo specchio, che ha preso un botto, Infatti si vede, ti si prende una cragna... Benissimo. una cragnata, sì. State bene? Sì. Ciao, arrivederci. Bene, vediamo dove è andato il buon Grandi, se è andato il buon Grandi, andiamo da questa parte, così ci salutiamo, andiamo da questa parte perché Miscoria tu mi segnali che dobbiamo chiudere. Lei è già stata sulle giostre, signora? No, è stata o no? Mi dica sì o no? No, è la prima volta. È la prima volta, ma che cosa fa nella vita lei? Ma lei va sulla barca? Ho paura. Ha paura della barca? Ha paura della barca. Allora, andiamo da questa parte. Andiamo da questa parte. Noi dobbiamo salutarci perché abbiamo esaurito il tempo, quindi grazie, arrivederci. Torniamo alla Maison, allora. Torniamo da dove siamo partiti. Noi torniamo da dove siamo partiti e andiamo e chiedo alla nostra... Attrazione, allora, dai. Sì, Miscoria, scusami, guardate il castello di Udine che di fatto è bellissimo e quindi è una sorta di monumento della nostra città. Andiamo da questa parte con il nostro Paolo Grandi e ci saluteremo davanti a quella giostra. Per i saluti ci spostiamo. Allora siamo in chiusura e questa è la giostra che di fatto è tra le più adrenaline, che è il booster HK147 e queste due sono? Emma e Ludovica. Li vedo calmissime. No, Quindi è tutta... E loro chi sono? delle mie amiche e mia sorella. Quindi sei un po' tesa. Sì, però la vita è una, facciamola, capita. Ragazzi, come ti chiami? Emma. Emma ha detto la vita è una, quindi buona fortuna, buon viaggio, speriamo di vederci dopo. Grazie. Perfetto, noi ci spostiamo e ci vediamo da qua sotto, così le vediamo decollare. Andiamo in una posizione di sicurezza. Paolo, questa è una tua creatura. Sì, questa è la mia attrazione, una delle mie attrazioni. Questa è un'attrazione delle ultime, adrenaliniche, come ti spiegavo all'inizio, una di quelle giostre dove c'è tecnologia, sicurezza e quant'altro, che fanno ormai di queste attrazioni super complicate il punto di forza dei parchi di divertimento.
Paolo, adesso sono partite, quanto dura il giro? Ma diciamo che il computer gestisce queste tempistiche, il ciclo adrenalinico così chiamato dura circa 1 minuto e mezzo. Dopo tra partenza, arrivo, ciclo di frenata, siamo attorno ai 4-5 minuti. Che velocità toccano? Ma guarda, la velocità non la conosco, questi qua praticamente la trazione fa circa 11-12 giri al minuto, per cui se non ricordo male raggiungono i 70 km/h. Il punto massimo. Allora Paolo, grazie per questa esperienza, l'appuntamento è sì al Luna Park di Udine, ma poi c'è... E noi dopodiché andiamo a Sant'Andrea, Gorizia e le prime 2 domeniche di dicembre e dopo ci trasferiamo a Trieste. Trieste, Luna Park di Natale e anche lì un grande Luna Park e tanto divertimento. Vi saluto a tutti i telespettatori, un abbraccio e tanta luce, tanta musica e tanti colori, arrivederci. Grazie Paolo Grandi, noi scendiamo, andiamo da questa parte con la nostra Chiara Miscoria che ringrazio per il supporto tecnico, andiamo da questa parte e da questa parte ci sono gli 8 volanti e queste sono le ragazze che ci salutavano da sotto. È ancora viva la vostra amica? Forse. È tua sorella? Gemella. Adesso che ti guardo effettivamente abbiamo delle similitudini. Secondo te ce l'ha fatta? Sì, ce l'ha fatta. Sai perché mi hai detto la vita è una, del tipo proviamo? Ah sì. Tu però non sei salita? Sì, sono salita prima. Ah, abbiamo già fatto un giro. Bene, Valdino, grazie di cuore. Eccomi qua, è stata una puntata fantastica, inedita, perché di solito è stata mattiniera un 3-4 anni fa, ma averla anche oggi, guarda, oggi pomeriggio, questa sera, luci, giochi, diciamo tanta gente, dai, tanti ragazzi, tanta mularia insomma qua a divertirsi. Hai ancora fame? No, vonde. Bene, se no... Stasera proprio una minestrute col dado e vonde. 4 stellutis dentro e via, vonde. Bene, da Luna Park di Udine, piazza 1° maggio è veramente tutto, grazie Chiara Miscoria, un abbraccio al nostro Paolo Grandi e a tutti gli amici, gli operatori dello spettacolo viaggiante, alla prossima!